Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, mi rendo conto che riferirvi una notizia che coinvolge contemporaneamente il Partito Democratico e la Commissione Europea rischia seriamente di rovinarvi il venerdì sera, ma devo farlo perché questa è veramente una notizia paradigmatica, come dicono quelli bravi. Poi vi leggo i dettagli e vi faccio subito il sunto. Il sunto è che gli europarlamentari del PD hanno questo grosso problema che li affligge, cioè non si danno pace del fatto che sotto il governo delle destre la RAI è in mano alla maggioranza di governo e non rispecchia un pluralismo funzionale alla rappresentanza di tutte le anime che veramente dovrebbe connotare un servizio pubblico. E pernacchia finale, perché voi l'avete presente la RAI sotto tutti i governi della sinistra e del PD, sotto l'applicazione rigorosa, sistematica, scientifica, no, del gramscianesimo, dell'occupazione culturale delle casematte, in primis della RAI, quindi questa componente della notizia è ossimorica. L'altra componente della notizia è che il PD, quando, come dire, deve portare avanti un'istanza, pensa bene di tirare la sottana a Mamma Europa o a Mamma Ursula, e qui, come dire, i confini tra mamma e matrigna sfumano. Comunque, dettagli della notizia. Stiamo parlando di una lettera scritta dagli europarlamentari del Partito Democratico appunto alla Commissione per segnalare il mancato adeguamento della governance RAI al Media Freedom Act europeo, un tema che assilla tutti i lavoratori, le partite IVA, gli imprenditori, le persone in carne e ossa, diciamo, d'Italia. Al netto della stortura divertente per cui il fantomatico Media Freedom Act europeo, no, è questa 127esimo dispositivo che dovrebbe regolamentare da Bruxelles, no, la concorrenza del mercato radiotelevisivo. Già vedete la contraddizione nel fatto che quando a Bruxelles, prendendoli un attimo in buona fede, vogliono tutelare la concorrenza, cosa fanno? Imbastiscono un regolamento. E insomma, capite che siamo anche qui nell'ambito dell'ossimoro. In ogni caso, si appellano a questo e dicono: nella lettera abbiamo evidenziato che né l'attuale quadro normativo italiano né la proposta sostenuta dalla maggioranza garantiscono la reale indipendenza editoriale della RAI, da chi ha fatto della lottizzazione una pratica sistematica, ma è invidiabile lo sprezzo del ridicolo degli europarlamentari democratici. La proposta della maggioranza non depoliticizza il servizio pubblico, non garantisce una scelta realmente condivisa tra maggioranza e opposizione, lascia di fatto le opposizioni fuori dal processo decisionale. Ricordiamo che prima del 2022 erano incluse in ogni singolo processo decisionale che avveniva via le Mazzini. La Commissione europea deve garantire maggiore trasparenza sugli scambi con il governo italiano e fornire al Parlamento europeo tutti gli elementi necessari per valutare il reale stato di conformità dell'Italia a questo Media Freedom Act. Qui c'è anche un problema di sovranità nazionale, cioè detto che chi vi parla non apprezza, per usare un eufemismo, il meccanismo di governance che imperversa in questo paese della RAI. Ma perché diavolo dobbiamo risponderne ai burocrati di Bruxelles? Cioè, comunque c'è questa questioncina di sovranità nazionale, ma che gli europarlamentari piddini bypassano allegramente. Gran finale: la RAI non appartiene al governo né a una maggioranza parlamentare. Firmato da esponenti del Partito Democratico, e lo rileggo: la RAI non appartiene al governo né a una maggioranza parlamentare. Diciamo che siamo a vette inesplorate del concetto di comicità involontaria. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto e lo specchio